Perfetto! No? Come stai? Quello! Dai Gordice! Dai Gordice! Cambia che subito 9 a 5! Come sta? Come sta? Dai Franz, vai! Vai Franz, vai! Porca puttana! Differentemente. Dai Ciso, dai Ciso! Vai tira! Cambiaci! Eccolo! Porca puttana! Ti aspetti che va fuori e cambi, no? Brava Monica, brava Monica! Dai là adesso, dai! Su! Provaci! Vai, Patri! No, stai che parte Rio. Finalmente! Capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Sì, Monica! Dai, dai, dai! Mettila! Cash! Magnezzo! Ora Monica, scarica! A farla girare! Brava Giorgio! Un capitano! Deciso! Dai là, dai là! Dai! Andiamo! Come stai? Brava Marghe! Dai, dai, dai! Dai là! Dai, Fra! Dai, dai! Non c'è andare? Franz! Vai Madi! Ecco Ciso! Vai Ciso, vai! Sirena. Le fa appunto di star male stasera, sta bene perché le hanno fuori. E domani vai a scuola che non ti credi a casa? E chi? Chiara, come sta? Come sta? Sì! Tocca! Bello questo! Marghe, brava. Bella Marghe! Guarda che Bello, ma Fatto pennello! grande! Però! Dai, Ciso, dai! Madonna. Vai, vai! Ragazzi, mettete in mezzo. Bravo! Ciso! Ciso! Per San Marino RTV siamo con Laura Maniezzo. Laura, venite da un periodo un po' difficile.
Eh sì, purtroppo paghiamo gli infortuni e magari l'inesperienza di certe ragazze e diciamo che siamo anche un po' sfortunati in questo periodo. Speriamo che questo periodo cambi e che qualche punticino arrivi in casa del Gordice. Domenica prossima dove vai? Andiamo in casa del Marcon, un'altra partita tosta. Sicuramente loro che sono capoliste non sarà semplice comunque la partita. La partita non è mai semplice perché è un derby per noi, a maggior ragione perché sono le capoliste. Speriamo di far bene, di contenere i danni. Ringraziamo Laura Manizzi. Grazie a voi. Per guida ai campionati siamo con Sergio Fattorel, mister. Chiedevi conferme alla tua squadra e oggi le hai avute. Sì, siamo partiti da una settimana difficile perché venivamo da un pareggio in casa non esaltante come erano abituate le mie ragazze. In settimana abbiamo lavorato più che mentalmente, più che fisicamente, perché fisicamente ho visto una squadra che stanno bene in campo, la forma fisica c'è, mancava un po' di mentalità e questa settimana l'abbiamo ritrovata per riprendere, per andare a prendere il Marconi. Comunque 20 minuti dell'inizio del primo tempo fate ancora fatica come dicevamo in passato. Cosa manca per la concentrazione totale anche dal primo minuto? Manca che abbiamo perso un po' di lucidità sotto porta, un po' di cattiveria, non possiamo creare 8-10 palle gol e farne 2 il primo tempo, bisogna chiuderle prima le partite e questo lavoreremo in settimana perché non mi va bene, non mi sta proprio bene. Eravamo diventate ciniche anche, adesso abbiamo perso questo smalto, comunque lo ritroveremo sicuramente più presto. Domenica si torna in casa e si torna al Barison. Domenica finalmente torniamo al Barison, che è il nostro campo, il nostro stadio, bellissimo. Troviamo un'avversaria molto forte che è il Castelvecchio, non so il risultato di oggi ma non mi interessa, l'importante è che domenica andiamo concentrati in campo e che siamo più, come ho detto prima, più ciniche, se no è difficile vincere certe partite se non abbiamo la cinicità sotto la porta. Castelvecchio ha perso, te lo diciamo noi. Bene nel senso che sì, però peggio perché troviamo una squadra un po' arrabbiata allora. Ringraziamo mister Fattorel e buon campionato. Buonasera a tutti quanti.